Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di nuovo del 5G, di questo nuovo wifi che fa tremare le gambette un po' a tutti. Ma prima di iniziare il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di De Gala, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 il De Gala e Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. L'entrata chiaramente è gratuita, il link lo trovate qui sotto in descrizione e se volete siete benvenuti, vi metteremo il tappeto rosso. Se avete problemi a entrare chiedete pure a Milas che è sempre disponibile e gentile ad aiutare chiunque. In più se lasciate un bel like e un bel commento sotto la descrizione il vostro Marietto è contento. Bene, parliamo di questo 5G che effettivamente si incominciano a sentire sul web sempre tamburi di guerra, cioè nel senso che gente lo sta analizzando ed effettivamente è un'arma, può essere usata come un'arma, proprio perché riesce a prendere delle frequenze e queste frequenze, visto che noi siamo fatti di frequenze, possono essere in un certo senso manipolate. È una tecnologia importante, è una tecnologia che la useranno sia Google che Facebook che tutti i social per ampliare e amplificare le loro forze in campo a livello software, e quindi da un certo punto di vista chi vive di social e chi vive di queste tecnologie sicuramente avrà un passo avanti. Purtroppo anche sotto il profilo militare può essere utilizzato con grande impegno, nel senso che ha delle sfaccettature un pochettino così inquietanti, però il vostro Marietto la vede sempre in modo positivo, perché voi vi ho già spiegato che qui non è che si rincarnano solo stinchi di santo, ma si rincarnano anche sarmati, e quindi molto probabilmente il karma farà il suo lavoro e sarà sempre qualcosa di positivo, cioè nel senso che è vero che la cosa sarà pesante, ma sono convinto che chi seguirà tutte come si suol dire, gli atteggiamenti giusti per potersi proteggere riuscirà sicuramente a schivare l'oliva. Non sarà sicuramente facile perché ci metterà anche qui alla prova, sarà un'esperienza importante. L'ideale sarebbe appunto stare lontano da queste antenne oppure proteggersi con dei circuiti e delle pietre, delle conchiglie adeguate, tipo la Shanghite o delle conchiglie molto potenti. In futuro il De Gala e Marietto Veneziano metteranno nel sito del capitano intervista dei circuiti adeguati a questa protezione. Certo non si potrà smantellare la causa, ma si potrà alleviare sicuramente la forza di queste antenne che effettivamente, come vi ho già detto, sono molto potenti. Io sono fiducioso che se dovranno fare dei danni lo faranno a quelle energie che sono nefaste e di conseguenza aiuteranno quelle persone che non se lo meritano a proseguire nel loro cammino in questo piano vibrazionale. E sono fiducioso che chiunque segue il Marietto o la Hildegarda non faccia colpi di scena e abbia un profilo basso, nel senso che non salti sul tubo a cercare rivoluzioni o scendere in piazza con le padelle, perché in questo momento il nostro governo, come avete visto, è messo sotto pressione e si sta arrampicando sui muri con dei decreti che effettivamente sembrano un pochettino fuori luogo, ma sono fiducioso che le nostre forze dell'ordine, i nostri servizi segreti e i nostri politici stanno cantando all'unisono una strategia che ci porterà sicuramente fuori da questo tunnel che parte dal 2020 al 2029 e che è un tunnel nefasto creato ad hoc dalle forze planetarie, e in questo momento qui noi siamo proprio sotto pressione. Bene cari amici, detta questa piccola pillola, vi chiedo appunto di resistere, di non fare colpi di testa, vi chiedo proprio di non scrivere cose insensate sul web, sebbene magari presi dall'isteria o dal nervosismo, e vi chiedo sempre di seguire il De Gala Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!